Bene, buongiorno a tutti, eccoci collegati anche oggi con un altro territorio italiano. Quest'oggi, scusate, siamo in Friuli, nei Colli Orientali, abbiamo il presidente del consorzio Paolo Valle e Matteo Bellotto che ci faranno una bella carrellata su questo territorio con le varie interpretazioni nelle varie zone. Ne approfitto solo un attimo prima di dare la parola al Presidente per introdurre il territorio, per avvisare una comunicazione di servizio, scusate, ai nostri associati, visto che tanti hanno aderito al box con le campionature del Consorzio Chiaretto di Bardolino e di Alsace Millesimo. Volevo avvisare chi è collegato che oggi partono i box e saranno in settimana in consegna in tutti i punti vendita che hanno aderito a questo progetto, quindi avrete le bottiglie, le piccole mignonette in degustazione. Bene, parola quindi a Paolo Valle, al presidente, che oltretutto è, posso dire, un mezzo amico da lunga data, quindi mi fa piacere averlo ospite oggi con noi. A te Paolo. Grazie Terraneo, a me è un piacere vederti anche dopo un bel po' di tempo che non ci si vedeva, e un grazie in modo particolare perché noi ci siamo sentiti in un momento un po' particolare della mia vita, perché purtroppo io sono uno dei ex-Covid, chiamato così. Quindi prima che ci parlavamo mi ha detto: ti vedo bello rotondo, ho detto, è una soddisfazione perché si vede che respiro aria buona, mangio bene e soprattutto bevo ancora meglio, no? Quindi un saluto a tutto il movimento delle Enoteche di Vinarius. Per quale motivo? Un motivo anche abbastanza semplice, abbastanza ovvio. Oggi parliamo della Friuli Colorientali, che è la fascia collinare, chiamiamola, dell'ex provincia di Udine. Una fascia collinare importantissima, è sempre stata attiva sulla produzione di vini di qualità e di alta qualità. Lo scopo vostro, diciamo così, è quello appunto di presentare più zone d'Italia, ma zone altamente vocate. Ecco, questa magari forse qualcuno di voi non la conosce così bene, questo è il momento anche appunto di invitarlo, visto che ormai speriamo, incrociamo le dita, che siamo prossimi alla zona bianca, quindi finalmente potremo anche prenderci la briga di girare un po' l'Italia in lungo e in largo. E questo ovviamente è anche un augurio che riguarda non solo la nostra libertà, il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere, ma riguarda anche la parte economica, quindi finalmente enoteche aperte, dico io, e cantine aperte, no? Perché anche noi abbiamo subito il problema della pandemia, un po' come tutti quanti voi, avendo chiuso ristoranti e enoteche. Voi dovete pensare che possiamo dire che l'80% del core business dei vini di Colli Orientali va proprio su questi canali distributivi, anche di più, no? Quello che state vedendo dietro le mie spalle è una cosa un po' particolare che poi Matteo vi spiegherà per filo e per segno, perché nasce tutto da un'idea, ma da un'idea di comunicare un territorio. E spesso e volentieri siamo abituati a stappare delle bottiglie, assaggiarlo, confrontarci, eccetera, eccetera. Questo invece, ve lo lascio dire a lui, che è persona preparata, è un'idea che è nata lo scorso anno quando purtroppo, dico purtroppo perché non abbiamo ancora terminato, dovevamo festeggiare i 50 anni della nascita del Consorzio dei Colli Orientali, no? E c'è saltato un po' tutto il programma per i motivi che ben sapete. Io e Matteo ci siamo messi lì, ci tenevamo in contatto col telefono, magari con la scusa che io ho un'azienda agricola proprio attaccata a quella sede del consorzio, ci vedevamo anche abbastanza spesso. Quello che vedete alle mie spalle è una sala, ma ve lo lascio spiegare a lui perché è una cosa molto particolare. Vi spiegherà che cosa è un territorio, come si presenta un territorio e soprattutto come, fra virgolette, si beve un territorio, si assaggia un territorio. Ecco. Io chiudo il mio intervento, un carissimo abbraccio e niente, andiamo avanti, prego. Bene. Allora, Andrea, io parto. Siamo pronti? Beh, allora, amici, Mandi, lui saluto Gunnar, ciao Mandi, buongiorno, benvenuti a tutti.
Per me è un piacere e un onore potervi raccontare qua e partire per questo che è un vero e proprio viaggio. Poi vi racconterò di questa sala, vi racconterò di tutto. La bellezza di poter raccontare questa particolare DOC e questa regione ogni volta mi rende orgoglioso, e soprattutto di farlo davanti a dei professionisti che sento vicini, avendo passato io una decina di anni della mia vita dietro un bancone. Infatti ho ricreato un bancone anche qua per essere proprio più vicino a quello che è il lavoro dell'host, insomma, così importante, e vi racconterò per filo e per segno che cos'è questa terra. Friuli Venezia Giulia, intanto un po' di numeri per inquadrarlo, partiamo a volo d'angelo, poi vi condividerò lo schermo per avere anche qualcosa. Il Friuli Venezia Giulia sono circa 26.524 ettari totali del vigneto Friuli. Questa cifra chiaramente sta cambiando un po' alla volta con l'entrata anche in produzione di alcune vigne che stanno avvenendo ora. Quindi rappresenta una parte, che stiamo arrivando sul 3,5% della produzione nazionale. Alcuni numeri in generale su quelli che sono i tanti vitigni. Intanto iniziamo subito a spezzare un mito, un falso mito e un falso problema, come io lo chiamo. Il falso problema è quello della base ampelografica. Si dice spesso che il Friuli Venezia Giulia abbia una base ampelografica troppo ampia, estremamente difficile da comunicare, difficile da raccontare, non in grado di avere un cavallo vincente, qualcuno che rappresenti pienamente il territorio, ma in realtà, se noi andiamo a vedere i numeri, il racconto deve essere opposto. Allora è vero. Se noi andiamo a vedere i numeri dei vitigni, abbiamo 7.840 ettari di pino grigio, che fanno sì che questa tipologia sia sicuramente il vitigno più piantato, con una storia lunga di 150 anni, per cui è un vitigno che sì è francese, ma ha iniziato a parlare friulano già da un bel po', e che ha tante differenze che partono dalla collina alla pianura. E poi abbiamo la Glera con i suoi 6.682 ettari che rappresentano il 50% e più dell'intera produzione. Questo è un numero che va conosciuto e che ci permette poi di raccontare altre cose, perché se è vero che ci sono dei vitigni che stanno crescendo in maniera esponenziale per tanti motivi che non sono oggetto di oggi, è vero anche che i vitigni storici del Friuli Venezia Giulia mantengono una produzione costante. E andremo a vedere come nei colli orientali l'esplosione di ettari di vigna che avviene in diverse zone non è così esplosiva come dovrebbe essere, e dimostrano una cosa. Si dice spesso di un vino, quando le sue caratteristiche sono capaci di renderlo davvero di alta qualità, che è armonico e che è equilibrato. Ebbene, se noi andiamo a parlare dei colli orientali, in particolare, sappiamo che dobbiamo avere a che fare con circa 2.000 ettari di terreno vitato, anzi la cifra esatta ve la dico, è 1.897 ettari di territorio vitato. Cosa vuol dire? Se noi andiamo a vedere tutto il resto del territorio, tutto il resto delle altre colture, scopriamo che questo rappresenta meno del 20% dell'intero territorio, delle intere altre colture, e che non è predominante la vite, per quanto sia molto visibile nel paesaggio, ma sia molto presente l'area boschiva e l'area dedicata alle altre colture. Questo è importante non soltanto per quelle che poi sono le caratteristiche dei vini che vengono espresse, ma soprattutto per la mentalità che da 2000 anni su queste colline si porta avanti di rispetto e di equilibrio del territorio, senza andare a invadere con una monocultura quello che è la complessità della natura e la diversità delle altre colture. Per questo anche il titolo di oggi, la necessità della diversità. La necessità della diversità sì in campagna, sì in vigna, sì nelle identità e sì nelle espressioni. Da lì torniamo al discorso della base ampelografica. Base ampelografica che in Friuli Venezia Giulia è immensa. Sappiamo che abbiamo una media aziendale, voi sapete, vi ho detto prima, 26.524 ettari vitati, circa 1.700 aziende. Ok? Se voi fate una semplice divisione, capite che la media di grandezza delle aziende è quasi al di sotto dei 2 ettari. E quindi rappresenta una nuvola di tante piccole realtà familiari di generazioni che portano avanti un certo tipo di discorso di custodia di questo grande patrimonio ampelografico.
La media comunque delle referenze per aziende è strepitosa, perché anche aziende con 1,5 ettari riescono a presentare 13 referenze diverse. E questa è una media, vuol dire che c'è qualche azienda che ne fanno 1, 2 o 3, ma c'è qualche azienda che ne fanno più di 20. E questo dimostra come tante volte il contadino abbia legato la propria identità attorno al vitigno prima ancora di legarla attorno a un luogo. Io per raccontare il Friuli utilizzo di solito una metafora. La metafora è quella del mosaico. Voi sapete che le caratteristiche di un mosaico sono molto semplici. I pezzi che compongono il mosaico sono di diverso materiale, di diversa fattura e di diversa forma e non si incastrano uno con l'altro come un puzzle, ma devono essere messi insieme in una struttura. Ebbene, la colla che tiene assieme questi pezzi di identità diverse è il vino che è espressione dei territori dove esso viene piantato. Necessità della diversità. Sapendo questa metafora, sappiamo che non possiamo avere una colla sola per tutte queste diverse identità. Ma ancora di più, se noi portiamo questa metafora verso quello che è un discorso magari musicale, capiamo che il Friuli Venezia Giulia non è un singolo strumento, non è uno strumento solista, ma è una vera e propria orchestra. In un'orchestra il triangolo e il primo violino hanno entrambi un peso importante nell'equilibrio affinché la sinfonia venga suonata e venga espressa. Ebbene, il più piccolo vitigno che viene piantato qui, vicino al più grande, come può essere il Pinot Grigio, hanno la stessa valenza da un punto di vista identitario per raccontare e conoscere questa terra in questo modo. Per questo non abbiamo un cavallo vincente, ma abbiamo una sinfonia che si muove. Veniamo ora ai Colli Orientali. Io vi ho detto quanto i Colli Orientali sia una zona così importante e così specifica proprio della parte est del Friuli Venezia Giulia. Ditemi se ci sono problemi di audio, che io cerco di aggiustarlo. Sì, Matteo, mi segnala qualcuno che forse c'è un po' di rimbombo però Il rimbombo purtroppo è normale perché è dovuto al locale in cui siete voi. mi trovo in una stanza vuota, per questo, poi vi spiegherò perché mi trovo qui. Mi scuso di questo, però per ora non abbiamo ancora un microfono direzionale perché è una stanza in itinere e in costruzione, però insomma cercherò di avere un tono di voce il più possibile sostenuto e chiaro, di modo che si riesca a capire tutto quanto. Mi scuso di questo inconveniente. Dicevamo appunto la storia dei Colli Orientali nasce 50 anni fa per quanto riguarda la DOC, ma in realtà va molto indietro nel tempo, sapendo appunto quello che è l'eredità romana, l'eredità lombarda, l'eredità di tutto quello che è avvenuto in queste zone. Come vi ho detto, il Friuli Venezia Giulia non fa differenza rispetto ad altre zone in Italia per quanto riguarda la complessità. Complessità delle DOC, abbiamo 10 DOC, complessità anche delle DOCG, ne abbiamo 4, in realtà sono 3,5 perché l'Ison è metà nel Veneto, e abbiamo le sottozone. Certo, rispetto ad altre regioni questo può sembrare nulla, ma comunque in una regione così piccola è molto importante ricordarlo. C'è una differenza però che distingue i Colli Orientali da tutte le altre DOC, ed è appunto la presenza delle sottozone e delle DOCG. Io ora vi condividerò lo schermo per farvi vedere un piccolo lavoro che abbiamo fatto e che facciamo qui e che ha a che fare con quello che riguarda questa stanza. Allora, si vede Andrea? Fammi un cenno con la mano? Sì, bene, perfetto. Allora, qui siamo su Google Earth e noi ci siamo permessi di utilizzare questo programma per immettere una serie di dati che i nostri tecnici raccolgono. Da quasi 20 anni il Consorzio dei Colli Orientali raccoglie attraverso la relazione tecnica alle stagioni e le uve tutti i dati che riguardano la DOC e che riguardano anche quello che è l'andamento stagionale in maniera precisa e specifica. Andiamo a vedere ora dove siamo e quello che succede proprio da queste parti. Ebbene, questa è la DOC Friuli Colli Orientali. Noi sappiamo che molto spesso a me capita, non è certo il caso vostro che siete dei professionisti,
ma molto spesso capita qui in Friuli, anche tra produttori, di confondere ogni tanto quelle che sono le DOC collinari, soprattutto la DOC Collio da quella delle DOC orientali, che hanno delle differenze molto specifiche. Intanto c'è il discorso delle cosiddette ex province. Sappiamo che il Collio è in provincia di Gorizia, infatti è Collio o Collio Goriziano, tant'è vero che il Collio è un marchio che non potrebbe essere chiamato in altro modo se non Collio o Collio Goriziano, perché chiamarlo Collio italiano, Collio friulano o Collio sloveno equivale ad una violazione di marchio, e questo è giusto ricordarlo. Ma nel caso dei Friuli Colli Orientali siamo in provincia di Udine. Essere in provincia di Udine non è soltanto una questione, diciamo, amministrativa in questo caso, ma corrisponde anche a una diversità di territori che, come vedete anche dalla cartina, vanno ad inserirsi all'interno proprio dell'entroterra friulano e comprendono sì degli strati collinari, ma anche dei fondovalle e delle parti pianeggianti. Avere questa penetrazione proprio all'interno della parte centrale del Friuli Venezia Giulia consente un'enorme diversità di climi. Nella parte più a sud sicuramente l'influenza di quello che è il lavoro del vento che arriva dalla parte del mare è molto più presente. La ventilazione che arriva da sud nelle zone di Manzano, come vedete, o di Coro di Rosato, dalla quale vi stiamo parlando, sicuramente fino a Cividale è presente. Nella parte continentale il clima cambia e noi sappiamo. Questo non vuol dire che non ci sia ventilazione, ma c'è un altro tipo di ventilazione. Di sicuro le Alpi proteggono da nord sempre, ma il tipo di clima cambia, cambiano le temperature medie annuali, cambiano le precipitazioni. Non è detto che qua piove poco, siamo sempre nella zona più piovosa d'Italia, una delle zone più piovose d'Europa. Se dovessimo mettere un enorme lenzuolo trasparente sopra la nostra testa e lo lasciassimo fermo lì un anno, ci ritroveremmo sotto un lago di quasi 4 metri, perché sono 3.800 i millimetri di pioggia che piovono su questa terra ogni anno, divisi per le varie sezioni. E questo dimostra un tipo di impegno che i produttori devono avere per quello che sono le problematiche di vigna e le malattie fungine che possono arrivare in caso di pioggia, veramente molto importante rispetto ad altre zone che questi problemi magari rischiano anche di non avere, magari da qualche parte, cioè qui la peronospora l'abbiamo inventata, no? Dovremmo farci un brevetto per queste cose, o anche l'oidio, mentre sicuramente che ne so, in Sicilia o anche in Toscana queste cose sono meno presenti per questioni climatiche, per questioni proprio di piovosità. Piovosità che quindi consente un grande apporto d'acqua, che quella sicuramente non manca, ma che comunque dimostra quanto sia vocata una zona del genere, perché se piove così tanto e comunque l'uva è così sana, significa che l'azione di ventilazione, di protezione e di differenze di temperature tra giorno e notte permettono un livello di maturazione così specifico e così preciso che può essere estremamente poi riconoscibile. È chiaro, poi mi potrete dire, ogni zona prealpina o comunque dell'arco alpino ha enormi escursioni termiche. Non è questa la cosa che caratterizza i Colli Orientali, ed è vero, perché la cosa che li caratterizza è la differenza dei terreni e in particolare poi quello del terreno di collina. Noi sappiamo che la cosiddetta ponca, che sono questi quarzi feldspatici, detto flysch, che compone le colline, composte in periodo oceanico, quindi oceanico secondo, quindi sono circa 56 milioni di anni fa, emerse dalla Terra 35 milioni di anni dopo, sono degli strati uno sull'altro che rappresentano l'enorme libro proprio, che sono come pagine di un libro che la vite va a leggere ogni volta. Presenza del territorio, in questo caso nei vini, maggiore rispetto a quello che è la riconoscibilità del vitigno. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che non certo che i vitigni non abbiano la loro espressione specifica e riconoscibile, anzi, ma vuol dire che nella loro espressione specifica e riconoscibile c'è un altrettanto, se non maggiore, riconoscibilità della loro provenienza. E questo va a dimostrare quello che prima vi dicevo su quello che è il grande lavoro artigianale fatto dalle colline. Se noi avessimo soltanto una presenza del vitigno, probabilmente staremmo parlando di un lavoro molto più industriale, cosa che non è così.
Andiamo a vedere un attimo ora, perché vi ho parlato della presenza delle sottozone e della presenza anche delle DOCG. Intanto sappiamo che i Colli Orientali sono l'unica DOC della regione Friuli Venezia Giulia che ha al suo interno le sottozone. Le sottozone sono 5, in realtà stanno diventando 6, ora vi dirò anche quale sarà la prossima sottozona. Nella parte nord, la parte violacea che vedete, è quella della sottozona del Refosco di Faedis. Voi sapete che il Refosco, che è sicuramente il vino rosso autoctono più piantato in regione, per quanto riguarda il Refosco dal peduncolo rosso, si divide in una famiglia di circa 16 tra fratelli e cugini, di cui ne rimangono sostanzialmente 3 attivi in regione. Il più attivo sicuramente è il Refosco dal peduncolo rosso, che è il più diffuso in assoluto. Poi c'è il Refoscone o Refosco di Faedis, che è molto diverso anche visibilmente in pianta e anche poi in degustazione. E infine c'è il Terrano, che è della stessa famiglia che condivide la genetica dei Refoschi e che è appannaggio della DOC Carso, in questo caso comunque del territorio carsico. Per quanto riguarda il Refosco di Faedis, come vi ho detto, va citato il fatto che l'associazione del Refosco di Faedis esce con queste etichette che sono una uguale all'altra e che hanno proprio questo rapace che si contraddistingue proprio in etichetta, dove cambia soltanto il nome del produttore ma l'etichetta rimane la stessa. Il fatto di aver scelto il rapace per quanto riguarda il Refosco è una scelta azzeccata anche per quanto riguarda la sua bevibilità in degustazione. Un qualcosa che attacca, un qualcosa che va ad aggredire in questo caso e a prendersi ciò che è suo. Storicamente il Refosco è considerato come una sorta di re fosco proprio, appunto il suo nome arriva dal Racimulus fuscus, che è il nome che i romani gli davano, ed è ascrivibile a quello che era il Pucinum d'Altimamo, no? Col quale l'imperatrice Livia dice di poter dire di essere vissuta fino a 82 anni grazie al fatto che si è bevuta un sacco di Pucinum d'Altimamo. Beato a lei, io ci sto provando a bere Refosco tutti i giorni, tra una settantina d'anni vi dirò se aveva ragione e potremmo constatare questa cosa. Ma non soltanto. Il Refosco ha tanti momenti anche nella storia che è bello ricordare, proprio c'è questo momento nel 1409, proprio appena dopo, in epoca praticamente patriarcale, dove il Papa dell'epoca, che era Gregorio XII, che era un veneziano, fu invitato ad una cena cividale in suo onore. Ebbene, in questo banchetto di 72 portate, vedete, io ieri sono stato a pranzo della comunione di mio nipote, alla terza portata ero stufo, questi ne hanno fatti 72, perché insomma, questo per farvi capire anche l'entità del pranzo che si dava al gozzoviglio del Papa, e lì si dice che si siano bevute diverse botti di appunto Refosco. Il Refosco della zona di Faedis proprio può essere prodotto quindi fino, come vedete, al confine nord della denominazione, anche se è evidente che la produzione di Refosco nel momento in cui si chiama di Faedis sia appannaggio del paese di Faedis, no? In quel senso. In questo caso poi è bello constatare già alcune cose. A nord di Cividale è raro, se non quasi impossibile, dico quasi, trovare del Pinot Grigio. Nonostante il Pinot Grigio, anche nella DOC Friuli Colli Orientali, rappresenti, per quanto non in una percentuale esagerata, comunque rappresenta il 16,9% della produzione ed è il vitigno più piantato appena sopra Alto Cai Friulano, di cui parleremo dopo. Però nella parte nord di Cividale si trova in maniera molto minore, così come anche il Friulano per certi versi. E questo ci fa pensare. Un'altra cosa sul Refosco. Il Refosco probabilmente è il vino che con il cambiamento climatico e con un certo tipo di sensibilità dei produttori sta cambiando di più nel gusto. Quindi questa aggressività del Refosco e questo suo essere così ruvido ma gentile allo stesso tempo sta andando verso una maturità maggiore compresa dai produttori
e anche una bevibilità maggiore. Vedete, il refosco è il vino rosso autoctono che ha il suo sviluppo di germogliamento più lungo, no? Quindi è precoce nel suo partire, ma è tardivo nel suo essere raccolto. Questo, voi capite, che in passato, se dovesse essere capitato un settembre molto piovoso, c'è un po' un rischio, no? Perché con tanta pioggia in un momento di vendemmia, magari qualche produttore per prudenza rischiava di portare a casa delle uve che non avevano ancora raggiunto la piena maturità. Questo nel passato. Ora tutto sta cambiando. Tante aziende stanno andando anche verso una passitura in pianta o in cassetta e tante sono le espressioni di refosco che stanno sempre più cambiando. A proposito di sottozone, abbiamo quella in azzurrino, vedete qui, che quella è Cialla, ed è una sottozona che, come vedete, esce anche per una piccola parte dalla DOC. Di Cialla, al di là del fatto che noi conosciamo tutti i rompi di Cialla, che è quella che utilizza quel termine sottozona, però vedete che poi, sapendo anche, e qui anticipo che una delle DOCG, che è quella Colli Orientali del Friuli Piccolit, ricopre tutta l'area della DOC, sappiamo che nel momento in cui mi trovo una bottiglia di DOCG Colli Orientali del Friuli Piccolit, Cialla, in quel caso la sottozona può essere messa anche ad un'altra, in questo caso, denominazione. Vi dico queste cose che magari possono essere un po' tecniche, però credo siano importanti per voi. Dopodiché, schioppettino di Prepotto, quindi qui siamo all'estremo confine est, dello schioppettino di Prepotto si dice molto e probabilmente non abbastanza, nel senso che è un'uva ed è un vino che sta sempre più raccogliendo consensi e sta sempre più attirando l'attenzione. Nello schioppettino di Prepotto soprattutto sappiamo la sua caratteristica principale. Qual è? L'avere al suo, il contenere proprio nella sua uva una molecola particolare che è stata scoperta verso la metà degli anni 2000 e che si chiama rotundone, appunto. Rotundone che è responsabile del sentore di pepe nero proprio presente all'interno dello schioppettino. Ebbene, però questa sensazione del rotundone che abbiamo nell'uva, comunque abbiamo in vigna, nella vinificazione viene persa per circa l'80%. Questo è un fattore naturale. Ma in alcuni casi la concentrazione all'assaggio può essere maggiore o minore. Da cosa è data questa sensazione maggiore o minore di spezia nel momento in cui assaggiamo uno schioppettino? Sicuramente dal clima, e questo è stato dimostrato. Più il clima nel quale lo schioppettino viene piantato è fresco, maggiore è la concentrazione di rotundone. Questo mi racconta che il fatto di avere uno schioppettino da una riconosciuta zona fresca mi permette di immaginare che all'assaggio abbia una concentrazione maggiore di rotundone. Non soltanto, Prepotto ha il vantaggio, rispetto anche ad altre zone, di avere sì la parte di Ponca, come vi ho detto prima, la parte collinare, dove la Marna, quindi la responsabile un po' della sapidità, sta sopra la collina, ma in particolare c'è anche la Marna Rossa, nelle zone di Albana o comunque nelle zone proprio più alte di Prepotto, che conferiscono anche con altre concentrazioni di sostanze di ferro e di quarzo che ci sono, ancora sentori più precisi. Assaggiato alla cieca gli schioppettini di Prepotto si riconosce immediatamente proprio quel tipo di sentore. Un vino che è capace di essere molto fine, un po' scarico di colore, ma capace di avere un'eleganza che sicuramente va a contrapporsi rispetto a quanto dicevamo prima, per esempio, del refosco. Per cui sono due autoctoni che danzano due balli diversi, entrambi intonati col luogo, entrambi a tempo col luogo dove sono e con la musica della loro terra, ma di due espressioni diverse. Ventilazione, vi dicevo prima. Una delle porte della Bora è proprio qui e passa per Prepotto. Una è qua e una passa qui dietro. Ebbene, la ventilazione che passa per Prepotto e che arriva fino alla Rocca Bernarda da queste parti è molto presente.
molto molto importante e permette quello che vi dicevo prima, sanità e pulizia delle uve costante, corrisposta e contrapposta a un'estrema piovosità. Parlando ancora di sottozone, vedete questa in giallo è quella di Rosazzo. L'area di Rosazzo è triplice in questo caso, è una etrina, perché abbiamo la ribolla gialla di Rosazzo, il pignolo di Rosazzo e infine poi vedremo la DOCG Rosazzo, che sono proprio sulla collina in questa stessa area. Vi dicevo di una sesta poi sottozona che è stata approvata dall'Assemblea, il cui iter sta andando avanti, ed è quella di Savognano del Torre, quindi in comune di Povoletto. Quindi nascerà una sesta sottozona nell'area collinare di Savognano del Torre, che ha sicuramente delle caratteristiche pedoclimatiche estremamente interessanti, soprattutto per quanto riguarda poi lo sviluppo di certi vitigni. Mi viene in mente, assaggiando la Ceca, soprattutto il Tocai friulano, ma anche altri. Aggiungo anche le DOCG dei Colli Orientali, che conoscete bene. L'area in arancione è quella di Ramandolo, la DOCG Ramandolo. Vedete, Ramandolo è, lo possiamo dire, è la prima DOCG in regione, quest'anno compie 20 anni tra l'altro, perché il 9 novembre di quest'anno saranno i 20 anni della DOCG Ramandolo. Ramandolo è quello che potremmo definire l'unico e vero e proprio cru della nostra regione, nel senso che il nome del luogo va a corrispondere al nome del vino che è prodotto con Verduzzo. Verduzzo è un altro grandissimo vino, è un grande outsider dei Colli Orientali, purtroppo poco considerato e troppo spesso soltanto relegato al fatto che sia un'uva da dolce, quando in realtà le caratteristiche del Ramandolo sono quelle proprio di poter essere dolce ma non dolce, no? I friulani non sono mai dolci del tutto. Neanche quando stanno scherzando e neanche quando stanno corteggiando una donna. Ed il Ramandolo è in grado di mostrare questa dicotomia. E da un punto di vista poi di un abbinamento, è un vino che con le sue diverse declinazioni è in grado di reggere tutto il pasto. Non è raro trovare tante persone che fanno l'aperitivo a Ramandolo, con il Ramandolo. Magari sì, l'abbinamento principe con i formaggi, è inutile negarlo sicuramente, ma sia il Ramandolo e poi anche il Piccolito, di cui parleremo, che sono i grandi vini dolci di questa denominazione, sono vini che non possono rimanere soltanto nel dolce, ma che hanno la grande capacità di stare a tutto pasto. Io con i miei amici un gioco che faccio sempre è fare l'abbinamento o con Ramandolo o col Piccolito, dipende poi da quali specifici, abbinati per esempio alla carbonara. Noi sappiamo che i cibi grassi sono con tendenza dolce, no? Questo lo sappiamo tutti quanti. Trovare quel tipo di tendenza giusta con il livello di acidità che riescono ad avere questi vini, si passa dal colpo di fulmine all'amore, senza passare dal via, perché in questo caso è un qualcosa, e le persone che vengono qui e provano a assaggiarlo effettivamente hanno un qualcosa di più e hanno un regalo che arriva in maniera maggiore. Aggiungo poi la DOCG Rosazzo, di cui sapete che è un vino, anche in questo caso, un blend, e poi la DOCG, come vi dicevo, Colli Orientali del Friuli Piccolito, che tocca tutta la nostra denominazione. Anche in questo caso parliamo sempre di uve di basse produzioni, di rara bellezza, ma anche molto rare da trovare. Pensate, per quanto riguarda il Piccolit, abbiamo 115.000 bottiglie totali in tutta la denominazione, che sono molto poche. Un vino che ha una storia molto lunga, molto importante, e che merita probabilmente un palcoscenico nella ristorazione che non sia soltanto un qualcosa del giocare un pochino in difesa con gli abbinamenti, con i dolci e con i formaggi. L'ultima cosa che vi condivido, vedete queste macchie che sono nate adesso sulla cartina, corrispondono a una serie di vigne e di vigneti che i nostri tecnici hanno mappato una a una con il GPS. Se noi scendiamo, andiamo a vedere queste vigne. Vuol dire che nel momento in cui vado a degustare un vino qui dentro, ho anche la possibilità, scusate,
di andare a vedere una serie di informazioni. Vediamo se mi si apre la maschera. Adesso, naturalmente, quando deve funzionare non funziona. Perdonate un secondo. Vediamo se è qui. Ecco qua. Per esempio, se noi clicchiamo su una vigna, ho cliccato su una vigna a caso, questa è quella del tokai storico di Adriano Gigante, abbiamo immesso tutta una serie di indicazioni che riguardano quando è stato piantato, qual è la sua conduzione, quali sono le sue coordinate, poi sappiamo quando è stato trattato, quando è stato vendemmiato negli ultimi 20 anni, che tipo di stagione è stata e tutto quanto. E tutto questo chiaramente poi potendolo assaggiare nei dispenser che ci sono alle mie spalle. Alcune indicazioni poi sui vitigni. Voi sapete, la DOC Friuli Colli Orientali, così insomma andiamo proprio a bomba anche su quello che è quella che ha il maggior numero indisciplinare di diversi vitigni. Ce ne sono 23 in disciplinare. 23 sono tanti, voi direte, ma ricordate anche quanto vi ho detto prima riguardo l'orchestra e quant'altro. Tutti sono necessari. Chiaramente anche qui un po' di numeri e un po' di percentuali. I numeri che vi dico naturalmente ve li posso mettere a disposizione, ma vi dico anche che sono già a disposizione nel nostro sito, nella sezione alle stagioni e le uve, ci sono tutti questi numeri. Però il Pinot Grigio, come vi ho detto, è il più prodotto, 16,9%. A seguire c'è il Tokai Friulano. Tokai Friulano che rappresenta circa il 15,3% della nostra denominazione, è quello sul quale voglio soffermarmi un attimo. Ebbene, noi sappiamo che il Tokai Friulano, che oggi si chiama Friulano, ieri si chiamava Tokai e l'altro ieri si chiamava Sauvignonas, e ancora in Burda si chiama Sauvignonas, è un cugino che condivide un po' di genetica anche col Sauvignon e che quindi è capace di avere una serie di afflati e una serie di movimenti aromatici che possono ricordarne l'origine lontana. In realtà è un vino che si è estremamente adattato a questo territorio e a tutti i territori e regioni. C'è una particolarità del Tokai Friulano, particolarità che non hanno altri vitigni. Mentre parlavamo del Refosco di Fedes riferito a un luogo, parliamo del Verduzzo in particolare riferito a Ramandolo, parliamo dello Scopettino riferito a Prepotto particolarmente, non che non sia fatto anche da altre parti. Ma il Tokai Friulano è rarissimo, se non quasi impossibile, che non ci sia un'azienda che lo abbia nelle proprie referenze. È un qualcosa che ha a che fare veramente con il guardarsi allo specchio. Una delle cose più belle da fare con il Tokai Friulano è fare delle degustazioni alla cieca e scoprire non tanto quelli che sono i sentori, ma scoprire come sia così capace di raccontare la terra dove esso viene piantato, che sia essa Savorniano o che sia essa Mereto di Tomba o da altre parti. Perché? Perché con la sua pelle sottile, con la sua capacità di mettere fortemente in difficoltà in vendemmia, così come fa anche il Sauvignon, ma il Tokai ancora di più, i produttori, perché vedete, nel momento della sua piena maturità, se qualche pioggia, e come voi ormai sapete, qualche pioggia, qua vuol dire sicuramente pioggia, può arrivare a far crollare i pH, a far mettere in difficoltà e far partire alcuni marciumi, allora lì l'attenzione deve essere ancora maggiore. È per questo che quando abbiamo annate di stupende vendemmie, mi viene in mente la 2019, che ha permesso pazienza e ha permesso attenzione ai produttori, abbiamo anche un livello di maturità incredibile. Ebbene, il friulano, io molto spesso, quando lavoravo in enoteca, mi capitava di avere dei rappresentanti che arrivavano a proporre magari Tokai Friulano e c'era magari il titolare dell'epoca, non era iscritto a Vinarius, per cui posso dirlo veramente, che diceva ma ho già 4 Tokai in lavagna, no? ho già questi vini, non mi interessa. Beh, se dovessi tornare lì oggi gli direi 4 sono pochi, ne dovresti avere 40. Io vorrei fare settimane solo con Tokai Friulano, perché non ce n'è uno uguale all'altro e in base a chi ho davanti può arrivarmi qualcosa di diverso.
Se io mi trovo a sud della denominazione, nella zona di Manzano, nella zona di Butrio o nella zona anche di Corno, da dove vi sto chiamando, sicuramente avrò una concentrazione di calore, e ce lo dicono i dati, di 2,5 gradi di differenza rispetto alla zona più a nord, quella di Savognano. Questo vuol dire che sicuramente avrò un diverso modo di aver visto le uve maturare, quindi il carico poi alcolico sarà diverso, e anche l'acidità cambierà. Per cui il fatto di suggerire un certo tipo di Tokai per un aperitivo e magari invece un altro certo tipo di Tokai per una cena, e Tokai che sono in grado di reggere dei secondi tranquillamente, con le loro carezze anche da 14,5 gradi, sicuramente posso avere una gamma di scelta che mi copre tutto il pasto, tutta la cena e diversi gusti di persone che posso avere davanti. Allora, interrompo per un attimo la condivisione così torniamo a parlare. In più, se io, ad esempio, perché c'è anche una parte legata a quello che è la macerazione, perché ci sono anche dei Tokai che subiscono alcuni livelli di macerazione, controllata, mi raccomando, pulita e fatta con un certo criterio e naturalmente concessa anche da disciplinare fino a non arrivare alle parti estreme, siamo capaci di avere un altro tipo di espressione. Molto spesso si è detto, per fortuna si sta cambiando anche nelle schede tecniche, e io sto combattendo un po' questo, del sentore di mandorla amara, no? Del Tokai friulano. Basta con questa amara, basta con questa amara, basta dire mandorla, perché se è amara è probabile che ci sia stato qualche problema magari nello schiacciare troppo queste uve in vinificazione. Per cui teniamoci la mandorla, dimentichiamoci che è amara, anche perché se abbiamo uno straniero al tavolo e gli diciamo il termine in inglese magari sour, e dice beh te lo bevi tu il vino così, no? Così come anche il termine acidità o freschezza che va segnalato in maniera un po' diversa. Aggiungo ora, e poi magari do la parola anche a voi se volete aggiungere qualcosa o chiedere, un qualcosa di specifico legato alla stanza nella quale io mi trovo. Prima accennavo al Presidente di quanto sia importante per noi, per tutto il Friuli Venezia Giulia, ma in particolare per le zone più altamente evocate, il contatto con il cosiddetto canale Oreca, ma soprattutto con il canale che io dico ha a che fare con le persone, no? Perché la differenza è proprio quella. Ebbene, l'idea nata durante la pandemia è proprio quello di tendere una mano verso i professionisti per alzare un po' l'asticella. Ora io vi ho fatto vedere come noi abbiamo raccolto dei dati e siamo in grado di scendere fino nella singola vigna per raccontare dei vini. Ebbene, questa stanza contiene 4, per ora, distributori enomatic, che voi conoscerete sicuramente, sono degli erogatori di vino che hanno 32 vini, per cui ci sono 8 vini diversi per ogni erogatore. Nel primo ci sono 8 tipi di Tokai friulano diverso, qui ci sono 8 Sauvignon diversi, di qua abbiamo dei blend delle ribolle e laggiù abbiamo dei rossi, di modo da avere tutta la rappresentazione di ogni luogo della nostra denominazione. Ebbene, qui i ristoratori, gli enotecari e tutti quelli che lavorano nel mondo della ristorazione possono venire qui a degustare i vini e a vedere il discorso delle vigne. Voi direte, vabbè, ma cosa devo venire a fare per trovare delle macchine che mi danno vino? No. Perché troveranno me o i miei colleghi, dove si potrà scendere in specifico proprio nei diversi territori, condividendo questi dati. A parte il fatto che poi nel giorno, diciamo, libero, quando ce l'hanno i ristoratori e i enotecari, solitamente la routine è quella di andare a trovare degli amici in vigna o nelle varie cantine, eccetera, avendo la possibilità quindi di andare a trovare uno, al massimo 2, poi finisce un po' in cacciara e solitamente va sempre bene. Ebbene, qui ce ne sono 32 alla volta, che cambiano settimana dopo settimana e che possono essere rappresentativi di tutta la denominazione. Ma non soltanto, perché qui si stanno raccogliendo dati anche sulle persone. Perché io qui vedo arrivare, stanno arrivando in questi giorni alcuni i cosiddetti appartenenti al grande mondo dei wine lover, che sono sommelier, sono interessati, sono appassionati, ma sono soprattutto clienti vostri e clienti delle aziende. Una domanda che faccio spesso ai produttori è questa: chi beve il tuo vino?
Ed è una domanda apparentemente banale. Molti mi rispondono, io lo vendo a Andrea, lo vendo a Tizia. No, io non ti ho chiesto a chi lo vendi, io ti ho chiesto a chi lo beve. Che età ha, quanti anni ha, è un uomo, una donna, è istruito, eccetera. Tutti questi dati. Ebbene, io qui li vedo. Vengono qui da me e possono andare ad assaggiare diversi vini. Vedo quali vengono riassaggiati e vedo cosa succede. Vi faccio un esempio specifico. Qui abbiamo il distributore con 8 diversi Sauvignon. Sauvignon, voi sapete, un'altra uva straordinariamente importante per questa regione, anch'essa presente dalla seconda metà dell'Ottocento, c'è la storia del Conte della Tour, la conosciamo e quant'altro, piantata qui da sempre, circa il 14%, quindi se la gioca col friulano dei Colli Orientali. Certamente c'è un discorso sui cloni molto ampio da fare. Il clone R3 è nato qui in Friuli Venezia Giulia negli anni 70, ma i cloni antichi sono stati ripresi e vengono ripresi dalle aziende. Ebbene, di questi 8 diversi tipi di Sauvignon, abbiamo dei Sauvignon che se la giocano nella consueta danza, no? Molto spesso io sento dire ad alcuni, il Sauvignon con vitigno semi-aromatico, no. È un vino che ha tioli e pirazzine, un vino e terpeni chiaramente. I tioli e le pirazzine, c'è questa danza, per cui frutto della passione o polpa di frutta e la parte più erbacea, no? Quindi un po' più verticale, un po' più soffice. Quindi io so che se è stato vendemmiato prima e se mantiene un certo livello di acidità, probabilmente la zona della sua proveniente è più fresca e ha avuto una vendemmia un po' anticipata. Viceversa, se i tioli sono maggiormente presenti in questa danza, avrò una maggiore ricchezza. Questo è il netto poi di quello che è la vinificazione. Poi c'è una parte di macerazione, perché alcuni Sauvignon vengono macerati 36, 48 ore, non di più, per quello che è consentito e per quello che permette alcune cose. Ebbene, io ho visto quello che è accaduto, perché, per esempio, le persone più giovani sono più attratte da un certo tipo di vini che abbiano subito un po' di macerazione e che magari abbiano anche subito un po' di evoluzione nel tempo. Io ho qua un 216 che ha subito un po' di macerazione, tutti i più giovani assaggiano quello, le persone che hanno qualche anno di più invece preferiscono avere una verticalità maggiore, spinta verso l'acidità. E quindi vedere come si comportano le persone in questo caso è importante anche nel vostro caso. Se io vedo una coppia, no, dove lui ha una certa età, no, un professionista che ha la ragazza un po' più giovane seduta al tavolo e che vi chiede un vino da suggerire, sapendo di andare a incontrare i gusti di lei, magari andiamo a scegliere un vino che abbia fatto un po' di macerazione, mentre i gusti di lui sono così diversi, no? In questo caso stiamo ipotizzando, ma chiaramente le nostre informazioni sono maggiori. Immaginate che accada questo, che i ristoratori vengono qui e si preparano proprio su questi dati specifici e oggettivi, perché attenzione, qua ci mettiamo a nudo, non ci sono slogan, non ci sono cose, no, qua ci sono dati oggettivi che uno si riporta a casa. Quindi se il ristoratore è preparato e il pubblico è preparato, allora la palla passa ai produttori, perché lo devono fare ancora più buono il vino, no? Lo dico anche al Presidente, che lo sa. Ma se tutti quanti alzano l'asticella, tutto il territorio alza l'asticella. E in più, tutte le persone che entrano qua iniziano a lavorare per me, perché porteranno questi dati all'esterno e li diranno ad altri. Promozione partecipata. Questo è l'obiettivo di questa sala, che è l'obiettivo anche poi di espandersi in tutto il resto della regione e di avere delle caratteristiche, eccetera. Rispondo a una domanda che ho visto. Se verranno organizzate le degustazioni dedicate alla stampa e ai divulgatori sommelier che desiderano studiare e conoscere il territorio, una mail da poter indirizzare la richiesta per un appuntamento, sono molto incuriosita. Allora, grazie, sì, sicuramente, è una cosa che volevo dire. La mail di riferimento è promozione@colliorientali.com, ve la scrivo in chat, oppure anche sui... Un attimo, anche non riesco ancora a parlare e a scrivere, devo allenarmi su questo, colliorientali.com. Allora, rispondo io a questa mail, o comunque anche se scrivete sui canali social,
stiamo redigendo un calendario, anche perché, come vi ho detto, con 23 vini in base ampelografica, l'idea è di fare tanti focus, per cui dividere magari, come vi ho detto, le sottozone, gli OCG, il Tokai Friulano, eccetera. In più, questa settimana mi porteranno anche gli amici del Consorzio San Daniele e del Consorzio Montasio, mi porteranno diversi formaggi e diversi prosciutti con i quali abbinare 32 vini e poter avere anche questa opportunità. Quindi sì, noi stiamo organizzando queste degustazioni, ma in realtà qui la porta è sempre aperta, nel senso basta prenotarsi, cioè di modo che ci possa essere io, perché la discriminante evidentemente è quella, per poter fare una cosa specifica e precisa in questo senso. Scusa Matteo, ti faccio io interrompiamo un attimo la tua, non dico monologo, ma la tua continua, ti lascio respirare un attimo. Allora, intanto rispondo anch'io a Giovanna Sibona che chiedeva per la registrazione, sarà disponibile molto probabilmente domani in giornata o tarda serata, quindi facciamo che da mercoledì è sicuramente online sul canale YouTube Vinarius Channel, poi magari via mail possiamo informare tutti quelli che sono adesso collegati e quindi mandare anche il link per rivederla con calma. Ti faccio intanto una segnalazione, ho visto che c'è qualcuno ed era, aspettate che la ritrovo, Gabriella, che aveva forse una domanda, visto che ha segnato un'alzata di mano. Se usate la chat che trovate sotto e scrivete le vostre domande, noi possiamo vederle e rispondervi, visto che siamo in modalità webinar. E quindi sarebbe anche interessante, oppure chi ha il mio numero di cellulare lo può mandare sul mio cellulare, parlando soprattutto verso i soci Vinarius. Domande te ne faccio io due, Matteo. Vai. Allora, la prima che mi ero segnato, hai detto una bella cosa che mi è piaciuta e la voglio risottolineare: diversità, e io ci metto identità, quindi la vostra essere diversi nei vari territori e anche la vostra identità, quindi non siete standardizzati, quindi è una difficoltà ma è una forza da questo punto di vista. E faccio una segnalazione un po' a tutti i miei colleghi che ci stanno seguendo e che ci seguiranno nella registrazione, rivedendola. Questa vostra sala, questo vostro metodo di dialogo che è anche utilizzato, anche la vostra mappa che ho visto, il vostro geolocalizzare i vigneti, mettere le informazioni sul singolo vigneto, sono anche uno spunto che voglio lanciare un po' a tutti i colleghi, cioè le nostre enoteche dobbiamo anche vedere di portarle avanti con le nuove metodologie, i nuovi canali di comunicazione, quindi magari anche essere dentro un'enoteca con la possibilità di dialogare con il nostro consumatore. Potrebbe essere una cosa futura, ma non tanto futura, quindi ragioniamoci anche in quest'ottica. Ecco, è un invito che faccio alla riflessione, perché il mondo del vino è in evoluzione e nel 2020, 2030, 2040 come venderemo un vino non lo sappiamo, ma dobbiamo cominciare a ragionarci. Preciso. Le domande per te. No, ti segnalo su questo argomento che io già ho fatto dei momenti, delle sessioni di formazione proprio in questa modalità con dei ristoratori americani, in questo caso, che hanno raccolto alcuni clienti con i vini già presenti là da loro, che hanno degustato, e abbiamo fatto questa cosa. Per cui è una cosa che sta già avvenendo. No, ma era un gancio che ti avevo lanciato e vedo che l'hai raccolto subito, quindi è un esempio fattibile e fattivo di come si può strutturare anche il commercio del vino digitalizzandoci e non solo con l'e-commerce. Vedo una domanda di Paul Pusher che interessano informazioni sul pignolo e io ci attacco la mia così hai due domande a cui rispondere. Evoluzione e invecchiamento soprattutto sui vini bianchi. Hai fatto degli accenni prima parlando dei territori, così se vuoi dare due informazioni in più e un abbinamento anche con l'evoluzione del vino, quindi il cambiamento del vino può cambiare anche l'abbinamento verso un piatto o un altro, ovviamente friulano, visto che siamo dalle vostre parti. Sì. Allora, sull'evoluzione, chiaramente, poi è bello questo gancio perché arriviamo a parlare di pignolo anche. Beh, sull'evoluzione dei vini bianchi c'è un qualcosa da dire di molto specifico. È chiaro che
il mercato ha certe richieste e che molto spesso alcuni mercati siano andati nel tempo un po' a ricalcare il fatto che i vini bianchi debbano avere la loro consunzione nel momento dell'annata, insomma, e debbano avere questo tipo di freschezza. Però i dati ci dicono un'altra cosa. I dati ci dicono che i valori di acidità e le concentrazioni dei territori, soprattutto di collina, perché è una questione oggettiva anche che si vede in degustazione, permettono lo sviluppo di terziari che fanno in modo di far ottenere una cosa. Mentre il vino, appena partiamo, chiaramente ci dà le sensazioni, e nelle verticali questo avviene sempre, abbiamo delle sensazioni che sono chiaramente legate al vitigno entro i primi 3 anni, no? 3-4 anni. Dopodiché un po' il vitigno inizia a mischiarsi sempre di più con quello che è l'avvenuta maturazione non soltanto legata alla vinificazione. Cosa vuol dire? Che non è il fatto che sia fatto in legno, in acciaio o in cemento, ma inizia un po' a stabilirsi qualcosa. Dopo una decina d'anni questi ragionamenti non si fanno più perché si sente soltanto la terra. Con certi vitigni, soprattutto con i bianchi, che hanno la possibilità di avere una spalla acida importante, mi riferisco in generale ai vini bianchi che abbiamo, viene in mente il Sauvignon, ma anche il Tokai Friulano, mi è capitato anche di avere delle evoluzioni interessanti se gestite in un certo modo così, permettono davvero di avere una pienezza nel gusto diversa, che fa passare quel vino dall'essere un vino di consunzione e di pulizia, soprattutto nel momento in cui devo avere magari un cibo grasso, mi riferisco magari alla ribolla, ma anche una malvasia bella sapida che permetta anche di pulire molto con qualcosa che riguarda il grasso, a qualcosa che evolve verso delle evoluzioni che mi permettono abbinamenti ben più azzardati. Di sicuro c'è il tipo di cucina etnica, ma noi, rimanendo sempre sulla cucina nostra, è la cucina che è capace di avere diversi sviluppi nel tempo, anche e soprattutto con cibi ancora più grassi. Mi viene in mente il frico, no? Il frico che è il nostro piatto, il nostro cuore. È chiaro che l'abbinamento che viene da dire col frico, frico friulano, no? Sì, ma quale friulano? Io vi ho appena detto che in tutto il territorio possono esserci friulani che hanno una certa, come una punta di fioretto oppure una spada. Quale dei due? Quanto olio c'è in quel frigo, no? Quanto formaggio abbiamo? Che tipo di contrasto dobbiamo fare? Ebbene, conoscere la provenienza, in questo caso del vino, lo permette. Ma se noi sappiamo, per esempio, che il Sauvignon è cugino del Tokai Friulano e abbiamo un Sauvignon che è riuscito ad evolvere in 4 e 5 anni, che mi ha fatto in quella particolare stagione, ne so, un'annata come la 216 particolarmente bella, e diventa pieno, bello e capace ancora di avere questa acidità, perché no quello, ad esempio? Oppure, ancora di più, andare verso delle ribolle. Ragazzi, io parlo di ribolla ferma, perché la ribolla spumante non fa parte del disciplinare, comunque non fa parte di questo argomento. La ribolla ferma, punta di collina, storia di questo territorio, e che è capace di evolvere anche in questo caso in maniera straordinaria. A me è capitato di fare delle verticali con alcuni produttori che di solito fanno il gioco di mettere la ribolla più evoluta all'inizio, cioè di fare le verticali al contrario, e uno non capisce veramente come sia fatta, perché l'evoluzione non è invecchiamento, ma è mantenimento della freschezza. C'era Paul Valéry che negli anni 20 diceva questa cosa: si evolve quando si smette di crescere. Ebbene, i vini bianchi qui in Friuli non smettono di crescere, soprattutto se sono fatti in un certo modo. E parlo di vini che abbiano avuto un trattamento di precisione in campagna prima di tutto e poi in cantina dopo. E questo mi arriva a far raccontare del Pignolo. Allora, al di là del fatto che il Pignolo sta iniziando ad avere una seconda primavera in questo caso, la storia del Pignolo è lunghissima, però rappresenta comunque una produzione di estrema nicchia, un'uva molto poco produttiva, è un'uva che ha bisogno del clima di collina, dei luoghi della collina per poter avere la sua piena maturità.
ed è un'uva che ha bisogno di un'estrema pazienza nel poter essere consumata. I produttori che di solito portano sul mercato il pignolo, naturalmente i più freschi, tra virgolette, che si possono assaggiare, hanno circa 5 anni, no? E naturalmente hanno una capacità di aggressione anche per quello che è la nota tannica che il pignolo ricorda, molto importante, ma solitamente i produttori lo portano fuori dopo 10 e dopo 10 il pignolo inizia ad esprimere un qualcosa che è molto di più, no? Perché è come avvicinarsi, aver sentito una eco e avvicinarsi un po' alla volta a quella che è la sua voce. È un vino che costringe ad avere molta pazienza e costringe ad essere molto raffinato. Il Tazzolenghi, beh, chiaramente abbiamo parlato di pignolo, non possiamo mollare il Tazzolenghi. Tazzolenghi è una produzione di estrema nicchia, parliamo di 4 ettari totali. Anche per quanto riguarda il pignolo. Il pignolo, in Friuli Venezia Giulia, in particolare nei colli orientali, se ne possono assaggiare 46 diversi. Ecco, non ce n'è 46 di 45 aziende, per cui voi sapete che la produzione che hanno le aziende hanno la loro piccola parte di produzione, quindi è molto piccolo. Per quanto riguarda il Tazzolenghi abbiamo una produzione molto piccola, molto di nicchia, e qui insomma abbiamo un'altra piccola carezza sulla lingua che il Tazzolenghi fa e che costringe e consente di avere una lunga evoluzione. Noi qui in degustazione, per esempio, abbiamo un 2012 che è quello dell'annata corrente dell'azienda, in questo caso Artemis Maniago, che è quella che porta l'altro più recente, la 213, per cui non prima, ecco, perché comunque anch'esso ha bisogno di un certo tipo di sviluppo. Ti faccio io un'altra che mi è arrivata, ti sottopongo una domanda che magari è più anche di carattere storico, che riguarda il territorio vostro e un po' allargandolo tutto il Friuli, che è sempre stata per tanti motivi una terra di conquista, di passaggi, quanto questo, mi chiedono, ha influito anche nella parte vinificazione più che nella o vino, usiamo questo termine in generale, rispetto alla parte gastronomica, che bene o male tutti abbiamo traccia dal punto di vista della gastronomia e del Friuli e del Colli Orientali. Quindi non so se nella parte vino, enologia, c'è stata queste influenze, ecco, dei vari passaggi. Ma l'influenza sì, in questo caso, ma più che altro va ricordato quello che è accaduto alla fine dell'800 con il problema della fillossera, no? Il problema della fillossera che chiaramente ha messo in ginocchio tutto il vigneto europeo. Nel 1891 c'è stato il congresso a Gorizia, qui il congresso enologico, che grazie al piede americano e all'avvento di quelle che erano i vitigni internazionali che iniziavano a diffondersi qui, ha permesso il salvataggio del vigneto europeo. Per cui da quella volta anche sicuramente questo tipo di intervento che poi è rimasto, ha continuato a permettere proprio la vitalità del vigneto del Friuli Venezia Giulia. Poi le motivazioni sono soprattutto legate anche al mercato, per cui i gusti sono cambiati, le richieste sono cambiate, le aziende in generale hanno cercato di adeguarsi anche a quelle che sono le richieste, per cui se da un lato la parte culinaria è molto legata alle conquiste, a ciò che hanno lasciato i popoli che sono passati qui, in questo caso le motivazioni sono tecniche e sono anche legate ai mercati, anche perché insomma parliamo soprattutto di una grande varietà. C'è da dire che poi la sensibilità dei produttori, soprattutto nella zona dei Colli Orientali, verso il mantenimento di una diversità, soprattutto di una biodiversità all'interno del vigneto, e non soltanto, fattore di sensibilità molto sentito in questo senso. Per cui mi sentirei di dire questo, ma poi se il Presidente ha qualcosa da aggiungere, perché il Presidente è qua dietro che mi controlla, no? Vigila su dei tuoi... Ti faccio una domanda nel frattempo che mi è arrivata da Francesco, che chiede sullo schioppettino, poi magari anche il Presidente potrà dire la sua. Esiste sullo schioppettino la tipologia amabile e mosso, punto di domanda, o l'unico scoppiettino è quello rosso fermo? Punto. Allora, esiste... lo schioppettino è quello rosso fermo.
Ci sono dei produttori che stanno facendo, conosco un produttore che fa uno Charmat lungo, con base schioppettino, che si chiama Prima Nera, e anche a base schioppettino ci sono alcuni produttori che stanno provando a fare dei rosati, proprio che riguardano lo schioppettino, quindi listabulazione e altre cose, però lo schioppettino è quello vinificato in rosso. Insomma, poi non so il disciplinare cosa prevede, questo lo saprà magari il Presidente. Ti confermo che è secco, cioè alla fine, a metà degli anni 80-90, quando lo schioppettino ha iniziato a far parte del disciplinare dei colori orientali, c'erano due correnti di pensiero all'epoca, che c'era una parte che lo gestiva in un modo amabile, un'altra parte invece lo gestiva come un vino anche da affinamento, giustamente come diceva Matteo prima, no? E vi ha spiegato perché. È stata scelta quest'ultima strada, tant'è che io ricordo all'epoca che frequentavo la zona di Prepotto perché era la scoperta dei vitigni e di cose strane, e i vecchi mi dicevano che lo chiamavano schioppettino perché il mese di maggio le bottiglie scoppiavano perché rifermentavano. Ma questo non significa che era tipico della varietà, cioè l'amabilità, lo zucchero residuo che rimaneva era un classico, tant'è che prima dell'avvento del cosiddetto imbottigliamento sterile a freddo in bottiglia, la caratteristica del vino friulano era, dico io purtroppo, una caratteristica un attimino molto base, cioè vino in damigiana, vino nel fiasco, perché all'epoca si imbottigliava in fiasco un po' come i toscani, no? C'era un fiasco da litro, però mancava un po' di tecnicismo. Ormai nel 2020, poi figurati, ogni azienda, noi abbiamo, come diceva prima, 170 soci e circa 240 aziende che insistono all'interno del nostro territorio, ti posso garantire che il livello ormai tecnologico è assolutissimamente di primo valore. Poi volevo fare un altro inciso, se mi permetti, Andrea. Qui c'è un modo di dire in Friuli. Casa sua, sai, no? C'è un modo di dire in Friuli e vedo che c'è, adesso che vedo che c'è Luigina Toso che saluto, che non vedo da un po', no? È passato Napoleone, ti passerà, no? È un modo di dire friulano, squisitamente friulano. Questo rafforza quello che diceva Matteo prima. Giustamente come dicevi tu, qui dai tempi di Augusto ci sono passati tutti, cioè dall'impero romano in poi c'è passato il ben di Dio. Ognuno di questi ha lasciato un qualche cosa. Io ti posso dire un'esperienza che ho mia personale. Tu sai che mio padre è uscito da Conegliano nel lontano 49, all'epoca c'era un professore che poi è stato forse uno dei fondatori della viticoltura e dell'enologia in Italia, che era Calò, il quale diceva: in Friuli bisogna piantare solo Toccai e Merlotto. E mio padre, che proveniva da queste zone qua, assieme anche ad altri, all'Eufeo Salvadora, ce ne sono diversi friulani che erano andati giù a questa scuola, in questa scuola dicevano: ma no, guardate che il Friuli, cioè, è veramente un mosaico, come giustamente l'ha presentato lui. Cioè, il difficile è incastrare il mosaico, però una volta che hai capito come fa caso, però dopo che bello, però dopo vuoi mettere qui, veramente c'è di tutto e di più. Siamo veramente a dei livelli, secondo me, altissimi per ciò che riguarda la produzione di vini bianchi, perché ormai dagli anni 60, cioè dal famoso Gino Veronelli, che ha iniziato a parlare dei vini bianchi friulani, ma ti posso garantire che anche i rossi, come giustamente diceva, sì, guarda caso sei notato, no? Lui ha parlato di DOCG, di sottozone, ma non ha parlato di vini bianchi, spesso e volentieri sono dei vini rossi, Pignolo è rosso, Schioppettino è rosso, giustamente come chiedeva qualcuno, Tazzalenghe, i refoschi. Sui refoschi veramente potremmo scrivere e dirne per tantissimo tempo. I bianchi sono soprattutto il Pinot Grigio, perché alla fin fine negli anni 60, 70, 80 di Pinot Grigio che si è prodotto in Friuli e che è arrivato anche a casa tua, soprattutto in Lombardia, quella zona lì, ce n'è stata un'infinità, no? Perché era un vino di moda, ma possiamo dirlo, e posso dirlo perché mi confronto sul Pinot Grigio, non dico quotidianamente,
La zona in Italia con la maggiore produzione, ma anche a livello qualitativo, è il Triveneto. Ma il Friuli Venezia Giulia, nella sua interezza, se poi è di collina ancora meglio, il Pinot Grigio è veramente una punta di diamante. Ma una punta di diamante sia a livello, diciamo, qualitativo e sia poi anche a livello economico, perché poi bisogna vedere un po' tutto. Rispondo io alla domanda di Pierluigi: se continuiamo ad usare la terminologia di Tokai a voce, se è un fatto di abitudine, è ancora il migliore appeal per continuare a ricordare il vecchio nome. Allora, prima di rispondere io, poi lascio rispondere a te. Mio padre, nonostante siano 20 anni che siamo passati all'euro, continua a fare il conto, sì, ma sono così in lire. Prima di avere un cambiamento di nome così importante tra Tokai e Friulano ci passeranno delle generazioni. Il fatto del cambio dei nomi qui non è una cosa banale, perché se noi sappiamo anche come terra di confine tutto quello che è avvenuto nell'epoca delle guerre con il cambiamento imposto dei nomi ma da parte dei regimi è molto importante. Non è una questione di appeal, è una questione di abitudine. Anche se il vino si chiama Friulano, il vitigno si chiama Tokai Friulano. Per cui, insomma, se parliamo di vitigno possiamo parlare di Tokai Friulano. Se parliamo di vino dobbiamo parlare di Friulano. No, io purtroppo, come si vede, ho pochi capelli e ce li ho bianchi. E quindi questo passaggio, che è stato traumatico per me personalmente, per la mia famiglia anche in particolare, e noi ormai anche quando assaggiamo qui, anche fra di noi, perché questa Academy, la cosa bella, non è solo che è rivolta, diciamo, a voi, cioè a un pubblico che vuole entrare, vuole assaggiare, può provare. Ma finalmente i produttori si assaggiano i vini. Finalmente ci scorniamo fra di noi in un posto che meraviglioso, no? Ed è la cosa più bella, perché c'è un confronto che è incredibile, non solo a livello tecnico, ma anche a livello, no? Domande. Allora, una la faccio io a Paolo, visto che è un tecnico da quel punto di vista di cantina. Influenza o quanto sta inserendosi nel lavoro del vino nella vostra zona la tappatura alternativa, se è concessa e in quanti la stanno utilizzando, quindi tappo vite, tappo vetro e via dicendo. E l'altra domanda la faccio a entrambi, non so chi se la vuole prendere. Biologico, biodinamico, ce n'è tanto poco, poi le condizioni le hai ben descritte tu all'inizio, l'umidità e la pioggia. Poi c'è una domanda, e poi così ve ne lascio tre, che mi è arrivata adesso sul cellulare, sul ramandolo. Allora, la muffa nobile, aspetta, sul ramandolo è prevista la muffa nobile, mi pare questo non è vero, scusate. Se questo è vero, negli anni quante volte si verificano le condizioni ideali di attacco di muffa nobile? A voi. Allora, io ti rispondo sulla prima. Allora, per ciò che riguarda la tappatura, al momento attuale, quella più diffusa, parliamo di un prodotto DOC, come quello dei Colli Orientali, ti posso dire che al 90-95%, per non dire anche di più, è sempre il vecchio sughero. Nelle sue varie espressioni, chi utilizza ancora il sughero intero, chi utilizza invece il tappo cosiddetto tecnico, quindi tanto per capirci il macinato. Al momento attuale i sugherifici con le tecnologie che hanno garantiscono ad esempio il cosiddetto rischio TCA 0, quindi il rischio TCA, tanto per capirci, è il settore di tappo. Io personalmente è un discorso che ha doppio messaggio, cioè ogni tanto preferirei avere il sapore di tappo, perché purtroppo l'alternativa sono i cosiddetti no flowers, cioè un vino, tu vai a stappare un vino, una bottiglia che non sa di tappo, però non senti nessun profumo. Ed è una cosa che può capitare, è capitata a me diverse volte, è capitata... quindi ogni tanto io dico ai miei fornitori, preferisco che sappia di tappo purtroppo, perché almeno tutti sanno che cos'è ed è ben identificabile. Poi ho scoperto tempo fa che in Cina il sapore di tappo è un pregio, no? Ma è successo anche questo. Quindi l'utilizzo di materiali alternativi, vedasi il tappo praticamente lo stelling o cose del genere,
non è ancora entrato nell'uso, chiamiamolo così, anche quotidiano da parte dei consumatori, non ne abbiamo visto, sinceramente. Riguarda più magari forse delle doc che consideriamo un attimino, diciamo, diverse, o magari su prodotti che sono più sull'IGT e non sulla doc di alta qualità come la nostra. Poi come la seconda domanda... Per quanto riguarda il biologico, il dinamico e sì, quant'altro, sta crescendo in maniera molto importante, si vede quella che è la certificazione, e in campagna e in bottiglia, per una questione, uno, molto banale, che riguarda alcuni mercati che richiedono sempre più una certificazione che venga fatta in bottiglia, e secondariamente per il fatto che i produttori molto spesso, mi sento dire, l'ho sempre fatto, ma non ho mai voluto iniziare l'iter della certificazione per motivi burocratici, di costo e quant'altro. Ora, pian piano, questo tipo di sensibilità sta cambiando, capendo quanto sia utile avere un prodotto che abbia una certificazione. In vigna la certificazione sta aumentando in maniera molto importante anno per anno, e di conseguenza poi anche in bottiglia. Non abbiamo ancora dati precisi su questa cosa, perché ci stiamo lavorando con l'ente regionale per avere uno screening preciso per avere questi dati. Ne ho uno generico, quindi un dato non certificato, che mi viene dato appunto dai tecnici. Io ho letto un articolo un paio di settimane fa dove si parla del biologico certificato di circa l'8% come media nazionale. Qui, quello che mi hanno detto i tecnici, siamo circa al 15% per alcune cose, ed è un qualcosa che sta aumentando. Così come anche la questione biodinamica. Certo, non è facile, perché per tutte le ragioni che vi ho detto oggi, il tipo di impatto che può avere anche una gestione biologica dei vigneti rischia in alcune stagioni, se pensate, se capita, nessuno lo vuole, ma se capita un altro 2014, eccetera, voi capite che bisogna entrare in vigna un giorno sì, un giorno anche. Però, quindi quello diventa molto complesso, ma di sicuro è un qualcosa che sta aumentando. Botrytis e ramandolo. Allora, è vero, le condizioni non sono uguali ogni anno, eccetera, e non è sicuramente... la botrytis è un qualcosa che sia l'unico, diciamo, aspetto del ramandolo. Intanto le condizioni di ramandolo, perché è proprio sotto la montagna, con un'alta piovosità e con una forte differenza di temperatura in stagioni come può essere stata anche la 220, effettivamente, molto spesso ha le condizioni della botrytis. Condizioni che vengono anche grazie a un lavoro che viene fatto e viene portato avanti di sperimentazione dai tecnici del consorzio, riprodotta magari in cantina. Cosa si fa? Si prendono le uve, le si mettono in cassette, con l'acqua le si bagna, cellophane per 48 ore e il sistema di botrytis nobile parte automaticamente. È una sperimentazione che abbiamo scritto anche nella nostra relazione tecnica, che abbiamo provato a fare con alcune aziende, e con questo metodo si trova il 95% di botrytis, ed è anche un metodo molto semplice. Ma non soltanto, c'è il discorso dell'appassimento che viene fatto in pianta o in cassette. Molto spesso, parlando con i produttori di ramandolo, la tecnica dell'appassimento in pianta è quella che consente poi al verduzzo di arrivare alle condizioni di diventare poi quello che è ramandolo, anche se appunto per non forzare più di tanto questa cosa e per mantenere il ramandolo dolce e non dolce, che è la sua caratteristica, appunto è una cosa che non viene particolarmente forzata. Comunque è corretto quello che è stato detto sulla botrytis. Bene, grazie delle risposte. Visto che ci avviamo anche verso l'orario, come direbbe Gunnar del Tokai, anche se è passato che erano le 11, però noi stiamo andando verso il mezzogiorno, quindi è l'ora di stapparsi comunque un buon bicchiere di vino per pranzare. E adesso, appunto, io colgo la palla al balzo, visto che prima il Presidente ha parlato di ricorrenze, anniversari. Presidente, ti ho già mandato un messaggino. Sappi che la Vinarius quest'anno fa 40 anni. Fa piacere. E che la Vinarius nacque da quelle parti, quindi mi sembra di sì. Tocca fare qualcosa. Pensiamoci. Guarda, non c'è nessun problema. No, sapevo di sfondare una porta aperta, ma
Certo. Mi piace ricordarlo questo aspetto. Bene, io approfitto allora in chiusura per ringraziare Matteo, ringraziare il consorzio, il presidente, dell'ospitalità, delle informazioni, della visione che ci hanno dato del territorio anche attraverso la digitalizzazione. Ricordo a tutti che tra 15 giorni faremo una nuova puntata, questa volta saremo in zona Garda con Chiaretto di Bardolino, quindi stiamo pronti per il prossimo webinar. Lascio la parola al presidente Matteo per i saluti, a voi. Allora, io ringrazio te Andrea, ringrazio l'associazione Binario Sonoteche e tutti quelli che hanno partecipato. Rinnovo l'invito a venirci a trovare. Io prima ho lasciato la mia mail, ma in ogni caso anche se voi scrivete sulle pagine social, su Facebook o su Instagram del consorzio, rispondo sempre io, per cui non è un problema, potete pure contattarci per chiedere informazioni e tutto, poi anche sul nostro sito c'è bene o male tutto. Chiaramente questo è solo un assaggio, poi venite a bervi la bottiglia qua, per cui insomma ora che pian piano andremo verso delle possibilità maggiori, qui siete benvenuti. Per forza, qui anche tu sfondi la porta aperta perché come vedi il consorzio sta cercando di modernizzarsi con questi strumenti. Tu pensi che questa sala qui fino a 2 anni fa praticamente, non dico che era quasi in disuso, ma si utilizzava raramente. Il tutto è stato costruito in fretta e in furia, proprio in un paio di mesi si può dire. No, aveva detto fino a 2 anni fa, anzi 4 mesi fa. Sì, 4 mesi fa. E quindi è un consorzio dinamico, un consorzio che ha voglia di farsi conoscere e soprattutto, dico io, è un consorzio di qualità. Vini, liquori vitali sono dei prodotti di qualità e di alta qualità. E su questo noi abbiamo una punta di orgoglio e vogliamo proprio sottolinearlo, no, fino alla morte. Quindi orgoglio friulano. Orgoglio friulano emerge sempre. Su questo, dai. No? Sarà mi piacerebbe tantissimo che tu con la tua associazione sarete nostri ospiti e magari brindiamo col Tokai. No, perché io dovrò chiamarlo Tokai, anche se sono una figura istituzionale dovrei chiamarlo, me ne frego, scusate, per me è Tokai, punto e basta. Ok, raccolgo la palla al balzo allora. Bene. Buona giornata, grazie ancora, ciao Paolo, ciao Matteo, grazie ancora, arrivederci, ciao. Ciao.